Riprendiamo allora i nostri lavori e ho l'onore, il piacere naturalmente, di dare subito la parola a Manlio Pastore Stocchi per questo suo intervento molto stimolante già nel titolo e molto interessante, che collega Gasparo Gozzi con l'arte del vetro, e se nell'ultimo intervento siamo slittati verso Padova, adesso torniamo nella Venezia e nella Venezia di una delle sue più famose e note attività. Prego. Grazie. Il mio breve e del tutto marginale intervento riguarda un'operetta di Gasparo Gozzi di cui mi sembra che gli studiosi, a parte rari e brevi accenni, non abbiano dato finora sufficiente notizia. Si tratta del poema in 4 canti del vetro, il vetro, che lavoro originale non è, dichiarandosi sul frontespizio versione dal latino, ed è in effetti libera traduzione di un poema latino de arte vitraria, composto parecchi anni prima dal gesuita francese Pierre Brumois, del quale curiosamente Gaspare Gozzi tace il nome. Ma seppur non originale, l'operetta del veneziano merita attenzione per la decorosa fattura dei suoi endecasillabi sciolti, per le riflessioni che suggerisce circa la difficile arte del tradurre e soprattutto per il suo contributo, sia pure marginale e tardivo, alla fino allora non vasta né particolarmente significativa letteratura di pretta origine veneziana riguardante l'industria e l'arte vetrarie. Può riuscire a prima vista sconcertante la circostanza che, sebbene per quanto riguarda la lavorazione del vetro Venezia godesse di una indiscussa eccellenza tecnologica e artistica, vi fosse scarsamente coltivata una esauriente trattatistica, per dir così, autoctona, espressamente elaborata in loco e fondata sull'esperienza diretta di maestri e sperimentatori operosi nelle patrie vetrerie. Tuttavia il paradosso si spiega, almeno in parte, con la riluttanza a divulgare i segreti di officina, cioè il possesso esclusivo di tecnologie che alla Serenissima garantirono per secoli, con l'auto vantaggio per l'economia veneziana, il primato europeo nell'arte del vetro, tant'è che il governo della Repubblica, come è ben noto, si tutelò con provvedimenti di estrema durezza, giungendo persino a comminare la taccia di tradimento e pene severissime per i lavoranti che, recandosi all'estero, quei segreti minacciassero di rendere palesi. Avvenne così che a partire dal primo Seicento il più completo e in tutta Europa a lungo autorevole trattato sulla fabbricazione del vetro fosse invece opera del prete fiorentino Antonio Neri e si stampasse dapprima a Firenze, poco dopo il marzo del 1612, con il titolo L'arte vetraria distinta in libri 7, nei quali si scoprono effetti maravigliosi e ti insegnano segreti bellissimi del vetro nel fuoco ed altre cose curiose. La fortuna dell'opera fu immediata, come attestano sia le molte ristampe che via via se ne procurarono anche a Venezia fino al 1787, sia le traduzioni nelle principali lingue moderne,
tra le quali si impose sin dal 1662, come più accreditata, la versione inglese di Christopher Murret, The Art of Glass, grazie alle importanti osservazioni di cui la corredò il traduttore. L'arte vetraria fu nel 1668 voltata persino in latino, insieme con le aggiunte del Murret, né quella fortuna del Neri fu oscurata da trattazioni successive, che del resto all'arte vetraria si ispiravano dichiaratamente, come l'Ars Vitraria Experimentalis, edita nel 1679 da Johann Kunkel, il quale del Neri si riconosceva epigono e debitore sin dal frontespizio del libro. Tuttavia si tratta fin qui di episodi che toccano solo alla lontana o non toccano affatto gli interessi di chi si interroghi, come a me compete, circa le vicende della lingua, dello stile, della poetica alle soglie dell'età moderna, giacché su scritture siffatte la giurisdizione della letteratura in latino e in volgare non ha, evidentemente, alcun modo per esercitarsi e le converrebbe recedere prudentemente per lasciare semmai il campo agli storici delle scienze e delle tecniche. Ma l'entrata in scena nel Settecento del padre Brumois e più tardi di Gaspare Gozzi introduce dal punto di vista dell'indagine linguistica e propriamente storico-letteraria spunti di riflessione piuttosto stimolanti, cui l'arte del vetro porge eleganti pretesti per qualche non inutile ragionamento su taluni problemi di carattere generale relativi agli snodi del linguaggio poetico italiano nel momento in cui argomenti afferenti alle scienze e alle tecnologie reclamavano le attenzioni dei letterati, e una nuova nomenclatura, nuova intendo quanto al riconoscimento della sua liceità nell'uso poetico, richiedeva di legittimarsi in poesia, cioè oltre la sfera delle scritture strettamente specialistiche in cui si era fino allora confinata. In questo rispetto il padre Brumois, che a differenza dei qualificati trattatisti che ho appena nominato, donde attingeva notizie sull'arte vetraria, probabilmente non era mai andato oltre la soglia di una vera officina, è il primo, fra quanti si sono nominati finora, che non si rivolga a chimici e mastri vetrai da indottrinare, bensì a raffinati cultori di belle lettere, dei quali si lusinga di ottenere il favore non già per istruzioni che dia circa un'arte che nemmeno i suoi lettori praticheranno mai, bensì per l'abilità con cui, rispettando le regole della lingua latina classica e della retorica vigente, procura di rendere ameno ed allettante un argomento per sé arcigno e prosaico. A sua volta Gaspare Gozzi, che delle vetrerie muranesi aveva al contrario o poteva avere con facilità una conoscenza diretta, non si sogna nemmeno di rappresentare dal vero quella realtà a lui accessibile e di dar risalto a quella sua conoscenza, bensì si propone l'obiettivo medesimo del padre Brumois, visitando in luogo delle vetrerie i versi latini del dotto gesuita. Nel 1712, esattamente un secolo dopo la prima edizione dell'Arte vetraria di Antonio Neri, Pierre Brumois, altrimenti benemerito per importanti opere storiche e per assai pregevoli indagini sul teatro greco, aveva pubblicato il poema latino in esametri De Arte Vitraria Libri Duo,
che sin dall'evidente ricalco del titolo italiano si ispirava ovviamente all'arte vetraria del Neri e fu accolto anch'esso con un certo favore, ma come vedremo per motivi e in contesti tutt'altro diversi da quelli altamente specializzati cui si erano rivolti il Neri, il Murret e il Kunkel. 29 anni più tardi, nel 1741, il Brumois procurò una nuova edizione del poema, ora ampliato in 4 libri e accompagnato da una traduzione a fronte in prosa francese. E in questa redazione espansa il De Arte Vitraria non solo fu letto e apprezzato nella seconda metà del Settecento, quando lo tradusse Gasparo Gozzi, ma si ristampava ancora nel 1813 entro una voluminosa raccolta di poemi didascalici latini, recando in tal modo una ulteriore testimonianza del favore che per tutto il secolo XVIII e persino nel secolo successivo avrebbe accompagnato sia questo poema, sia in generale la poesia su argomenti scientifici e tecnici, che su argomenti scientifici e tecnici tesseva più o meno eleganti divagazioni in versi vuoi latini, vuoi volgari. Sul valore, vero o presunto, della rielaborazione poetica del Brumois, aveva nel 1765 richiamato l'attenzione il bassanese Giovanni Battista Roberti in una lettera sopra l'uso della fisica nella poesia, nella quale si professava, pur mero letterato qual era, convinto assertore di un genere di poesia che, pur con le debite cautele, assumesse per l'appunto gli sviluppi della scienza e delle tecniche moderne quali argomenti propri e legittimi. Fra l'altro compose anche un poema sul corallo, e appunto lì c'è il legame, un altro legame di cui ha fatto cenno Pizzamiglio. Non però che alla fisica, alla chimica, alla tessitura di stoffe pregiate, di seta in particolare, alla lavorazione del vetro e in generale alle innovazioni scientifiche e tecnologiche del secolo XVIII, il Roberti accordasse l'accesso senza condizioni ai fasti della poesia didascalica. Anzi, di quei severi argomenti prescriveva che si potesse discorrere soltanto rendendoli, mediante le circonluzioni di metafore e di miti, o come egli diceva di favolette, assegnando per esempio agli dei dell'Olimpo la facoltà di produrre, per divina benevolenza e in virtù delle prerogative che la mitologia attribuiva a Mercurio o a Vulcano, la fusione di lenti e specchi, concetto assurdo perché la scienza non deve e non può per nessun modo accreditarsi col rendersi mendace e prestarsi all'inganno dei travestimenti, come diceva Roberti, leggiadramente bugiardi e favolosi, che appunto non giovano certo alla poesia. Ex gesuita ridotto al sacerdozio secolare dopo la soppressione della compagnia e ovviamente assai bene informato circa il peculiare impegno con cui vi si era coltivata, quasi per istituto e con sfoggio talora alquanto ozioso di destrezza, la produzione di carmi latini su temi per sé estranei all'autentica latinità e riluttanti alla presa della lingua antica, il Roberti conobbe e non ebbe difficoltà a decantare quale modello perfetto di un tal genere di cimenti per l'appunto il poema del padre Brumois, composto, a suo dire, con tutte le cognizioni di un artefice e le grazie di un poeta. Ma le pretese cognizioni di un artefice, da lui accreditate al Brumois, non erano in verità che riporti, in specie,
dal De Re Metallica di Giorgio Agricola o dal Trattato del Neri con le giunte del Murret. E quanto alle grazie di un poeta, il Roberti le additava per l'appunto nel sistematico camuffamento mitologico cui soggiacevano presso il Brumois le complesse procedure chimiche e il faticoso lavorio di botteghe, per cui i vetri vi erano definiti perifrasticamente vulcani a dona, cioè doni di Vulcano, insomma, assegnando a Vulcano, anziché agli affumicati artigiani delle vetrerie, la creazione di quelle fragili meraviglie. E l'azione di fornaci e mantici vi era travisata nel prolisso mito di un conflitto tra Vulcano e Borea, il vento del nord, e così via di favoletta in favoletta. In questo modo, scrive il Roberti, il padre Brumois rende sensibile e gioconda la materia per favolette perpetue, nascondendo sotto ogni favoletta una verità fisica e avendo ogni favoletta la espressione della buona fisica tanto chiara quanto chiaro è il vetro di che si tratta. Senza dubbio, proprio le entusiastiche commendatizie rilasciate nel 1765 dal veneto Roberti dovettero richiamare sul poema del Brumois l'attenzione di Gaspare Gozzi, che esattamente 10 anni più tardi, nel 1775, dava fuori quale omaggio nei gloriosi sponsali delle eccellenze loro Alvise Pisani e Giustiniana Pisani, quella sua libera versione dal latino in endecasillabi sciolti di cui dicevo in esordio, versione con la quale, dopo le ardue trattazioni professionali del Neri, del Murret e del Kunkel, si segnava anche in volgare il definitivo approdo dell'arte vetraria al tranquillo porto della mera e innocua letteratura. Della sua decisione di occuparsi in questo modo dell'arte vetraria, Gaspare diede ragione negli endecasillabi dell'epistola non cupatoria preliminare, con cui dedicava il poema alla sposa, cioè a Giustiniana Pisani. Dopo aver dichiarato con elegante preterizione di non voler celebrare le troppo chiare al mondo glorie politiche e militari dei Pisani, aggiungeva di aver considerato piuttosto come, acconciandosi per il rito delle nozze, Giustiniana Pisani si sarebbe rimirata in nitidi cristalli, cioè, per dirla alla buona, si sarebbe guardata allo specchio. E come poi nelle nuziali cene, al lume di innumeri candele sostenute dalle terse sfolgoranti braccia di vitrei lampadari, si sarebbero colmati vasi rilucenti e si sarebbe brindato in cristalline coppe. Sono tutti segmenti che ritaglio dal testo De Gozzi, così che giudicava opportuno occuparsi del materiale che con tanta utilità e magnificenza era messo a partito nelle occorrenze di quei sontuosi sponsali. E qui gli soccorreva, manco a dirlo, l'esempio di un nobil vate, designato mediante una perifrasi, ma come ho detto non altrimenti menzionato col suo nome espresso, cioè appunto il Brumois. Nelle galliche terre un nobil vate, che pria fennote delle greche scene eloquenze e artifici, cioè allusione agli studi sul teatro del Brumois, al fin del Lazio nel sonoro linguaggio, cioè in latino, i pregi e l'arte del nitido cristallo undì raccolse. Io questa trassi alla materna lingua opra, e non servo al suo primiero stile, ma libero cantor, l'ornai di fiori anch'io quanto potei di tali corto. Del Brumois i Gozzi mantiene la disposizione degli argomenti nei 4 libri dedicati, nelle rispettive didascalie, alla materia di cui si forma,
sottinteso il vetro, vitri materia nel testo latino, i lavori del vetro, vitri fabricatio, i lavori del vetro per l'astronomia e per la fisica, opera vitrea ad astronomiam et physicam, lavori che servono agli usi ordinari e alle arti, opera usibus et artibus accommodata. Tuttavia, professandosi non servo al suo primiero stile, ma libero cantor, il Gozzi rivendica una certa indipendenza rispetto all'originale in latino. Quanto alle libertà che Gaspari si prende, non hanno molto interesse taluni inserti encomiastici su Venezia e sui nobili sposi, e dunque ne basti qui un solo esempio. Sul finire del libro primo, il padre Brumois mostrava, nel solito modo indiretto e perifrastico delle favolette, come nelle combinazioni degli acidi con gli alcali si sviluppino talora violente reazioni che via via si acquietano, producendo composti stabili, al modo stesso in cui le più aspre contese belliche fra stati si compongono in pace quando fra i contendenti deferbuerit Martis furor, si è raffreddato il furore di Marte. Ciò che il Brumois auspicava potesse avvenire alla Francia, travagliata per l'infausta guerra di successione spagnola in corso quando nel 1711 egli andava primamente componendo quei versi del primo libro. A questo passo, non tradotto, il Gozzi sostituisce, o per meglio dire contrappone, una esclamativa digressione su Venezia, cara al cielo ed al gran Dio diletta città felice, prospera e pacifica, dove invece di guerresche fanfare, come stava accadendo in Francia quando scriveva il Brumois all'inizio del secolo, risuonano melodie nuziali e mille veggonsi per le salse onde aggirarsi snelle barchette e accompagnar al caro dei veneti garzoni amabil fiore il fiore delle venete donzelle. Idillio, sia detto tra parentesi, che la nostra postuma consapevolezza dei destini già imminenti su quella joie de vivre colora di malinconia. Ne ha parlato anche stamattina De Michelis. Non più che curiosi, poi, riescono nella versione del Gozzi certi echi o anche letterali inserti di versi danteschi, e qui conviene dire che il difensore di Dante non rendeva un buon servigio al suo difeso. Per esempio, sul principio del libro terzo, il Brumois si augurava che dopo aver favorito i primi due libri, la fortuna arridesse ai due libri successivi aggiunti nella redazione ampliata, dove si sarebbe trattato l'uso del vetro per oggetti d'utilità nel quarto libro e per la fabbricazione di strumenti scientifici nel terzo. Annuat ec iterum forsam magis ubere versu vitrea dicemus rerum miracula, eccetera. Se ci è favorevole forse saremo più eloquenti nei libri che ci restano da comporre. Il latino del Brumois è perfetto, è molto bello. Al luogo di questo nitido latino, che vi risparmio, il volgarizzamento del Gozzi reca: percorrer miglior acque alza le vele o mai la navicella del mio ingegno. Appunto, e narrerò con vie più nobil vena quai meraviglie poi nacquer del vetro, di conforto e diletto all'uman guardo, e quelle onde già più pronte e più sagaci reser le menti a discoprir gli occulti di natura segreti, cioè i microscopi, i cannocchiali, eccetera. In questa sua navigazione, tutta diciamo un po' di Dante, un po' sua, ma non certo del padre Brumois,
Il Gozzi ritesse, non senza un certo garbo, sulla scia del Brumois, la già ricordata favoletta di Borea e Vulcano, lungo tempo congiunti insieme, ma poi divenuti rivali acerrimi, allorché il vento del nord, stanco di lavorare al chiuso dell'officina, nei mantici, ne evade e crea col suo soffio gelido il prodigio mai visto prima delle acque rapprese in lastre e candelotti di traslucido ghiaccio. Onde splendon le rupi ed indi a stille cola l'umore e si condensa e forma pendenti per le masse e per le oscure bocche degli antri cristalline serpi, cioè questi pendagli di ghiaccio. Quando Borea se ne vanta presso l'antico sodale, Vulcano col profondo pensier s'adopra di cavar dai cupi di natura misteri arte novella e compie col calore del fuoco un prodigio ancora maggiore, giungendo a creare un oggetto ben altrimenti mirabile e utile, il vetro. E qui al poeta latino e al suo traduttore in versi italiani occorre affrontare l'erculea impresa di tradurre in termini, come voleva il Roberti, leggiadramente bugiardi e favolosi, ciò che il Neri aveva scritto circa il processo, detto oggi sinterizzazione, con cui una mescolanza incoerente di materiali polverizzati, la fritta, così la chiama il Neri, è trasformata dal calore nella massa vetrosa compatta. Leggo un piccolo tratto del Neri, non perché se ne possa seguire il senso, quasi impossibile, anche per chi lo abbia sott'occhio il testo, ma per far capire da dove dovevano partire i poeti che dovevano dire in versi queste stesse cose. Dice dunque il Neri in poche righe: la fritta non è altro che una calcinazione dei materiali che fanno il vetro, e sebbene senza calcinazione fonderebbero e farebbero vetro tuttavia, questo succederebbe con una lunghezza di tempo e fastidio grande, e però è stata trovata tal calcinazione di fare e calcinare la fritta sul fornello detto calcara, che quando è ben calcinata e le dosi dei materiali si aggiusta, conforme alla bontà delle sode, fonde prestissimo in padella e pulisce a meraviglia. La fritta, che è fatta di polverino, farà il vetro bianco, però sarà vetro ordinario. La fritta fatta di rocchetta, pur di levante, fa il vetro bellissimo, che si dice cristallino. La soda di Spagna, sebbene è più grassa delle sopradette per ordinario, tuttavia non fa il vetro così bianco e bello come la di Levante. Ecco, pensate ai poveri poeti che devono mettere in versi questo materiale, questa roba. Quando temerariamente si ambisca a descrivere in versi eleganti ciò che avviene in questa ardua prosa del Neri, come rendere leggiadramente bugiardo e favoloso, per esempio, il fondente potassico che il Neri chiama rocchetta, cioè, come avverte il Neri stesso, il polverino o rocchetta che viene di Levante e Soria ed è cenere di certa erba che qui vi è abbondante. Come rendere tutto questo? Né il Brumois né Gaspare Gozzi hanno parole e regole di poetica per dirlo secondo verità, ma niente paura. Ecco intervenire opportuni gli abbellimenti di una favoletta metamorfica, alla maniera di Ovidio, nella quale Vulcano trasforma nell'erba cali, donde il termine alcali, un certo ragazzaccio che del dio Zoppo s'era fatto beffe. Nella traduzione del Gozzi, di cui leggo un piccolo tratto, un giovinetto con salsi detti, cioè con detti così sarcastici, un giovinetto con salsi detti il punse, cioè punse Vulcano, e dell'offeso più piè lo derise. Impaziente il nume mal sostenne quei motti e pien di sdegno della propria sua fiamma ardendo tutto, or via disse, poiché tali e sì pronti di facezia
saetta amari sali, siano bell'erba, e con le amare foglie e col salso sapore, indizio eterno di sue punture e dell'amaro ingegno. Ecco, è diventato questo in tutto quello che avevamo detto prima. Di questo passo, con frequenti convocazioni dell'intero Olimpo, si giunge finalmente, nel secondo libro, a trattare i lavori del vetro, e in specie la soffiatura, che era la specialità, ed è la specialità riconosciuta dai vetrai veneziani, ed è qui celebrata non come ci si aspetterebbe quale vanto di Venezia, che non è nemmeno nominata, bensì soltanto quale opera divina, quippe insigni decus addidit arti Vulcanus, l'arte a cui fama di Vulcano il nome diede e gloria le accrebbe, traduce il Gozzi. Quindi Vulcano e non Venezia. Ma sul più bello del delicato lavoro della soffiatura, ecco che Borea sopraggiunge alla riscossa e col suo impeto gelato manda a male la fusione, frantuma e disperde i vetri e lascia un furente e frustrato Vulcano alle prese col vano proposito di rendere il vetro infrangibile e malleabile. Ma queste belle proprietà nemmeno Giove può conferirle al vetro, e a Vulcano, che di ciò lo ha pregato inutilmente, consiglia di ricorrere invece a Elpis, la dea della speranza. Fendendo la calca degli speranzosi d'ogni sorta che assediano la dea nel suo tempio, Vulcano le rivolge la sua preghiera, ed Elpis finge derisoriamente di esaudirla consegnandogli un liquor di non so qual forza e virtute, ma non atto a tal opera. Tant'è vero che alla prova, invece di riuscirne un prodotto infrangibile, ne risulta un vero disastro per la fucina che esplode, e Vulcano deve rassegnarsi alla irrimediabile fragilità del vetro, creandone nuovi usi per la scienza. Ed è qui che Gaspare Gozzi, rassegnandosi a sua volta, alza, come si è detto, le vele al modo di Dante e passa col Brumois, nel terzo e nel quarto libro, a esporre gli impieghi del vetro nella fabbricazione di strumenti scientifici, telescopi, microscopi per solidi e liquidi, barometri torricelliani, specchi, prismi newtoniani, occhiali e così via, e di suppellettili variamente utili, sempre mediante favolette che ne assegnano alle antiche divinità la scoperta e la manifattura. Che per esempio lo specchio sia preteso da Venere è del tutto ovvio, ma il Brumois immagina che la bella dea Vulcano ne presenti le tre sorta, gli specchi concavo, convesso e piano, e che Venere si sdegni assai vedendosi deformata nei primi due, specchio concavo e specchio convesso, ma si consoli ammirando la propria bellezza nello specchio piano. Idillio non privo di una sua grazia tutta settecentesca che il Gozzi rende con una certa abilità. Nell'originale latino, conscio che le perifrasi cui il suo istituto retorico lo costringevano, nonché l'insufficienza terminologica del latino classico, rendevano a volte oscure, se non addirittura incomprensibili, le sue descrizioni, aggiunge al testo latino, oltre alla piana traduzione in prosa francese cui si è accennato, apposite note in calce, tutte soppresse dal Gozzi, che chiariscono al lettore di che cosa si stia parlando davvero, ed è quasi come se la retorica dichiarasse senza volerlo la propria incapacità di cavarsela da sola. Avverte, per esempio, che della macchina pneumatica Boyle e la pompa a vuoto di Boyle si discorre nel passo che attribuisce a Vulcano l'invenzione del mirabolante congegno, e che il Gozzi, senz'altro avvertimento e lasciando al lettore il difficile compito di raccapezzarsi per conto suo, rende così. Non preoccupatevi di seguire il senso, ricavate solo l'impressione che questi versi sono molto difficili da capire.
In 2 parti è distinto. È la primiera una tromba, è piegata a volta un vase di vetro è la seconda, e la congiunge posta nel mezzo una forata lama. Uno stantuffo della prima il cavo seno riempie, che all'infuori a forza tratto e ritratto, all'ingiù l'aria trasse. Corre essa al fondo furiosa e quindi cacciasi in bando. Essa all'uscir ben trova adito acconcio, ma non ha più varco ond'ebbia ancor l'abbandonata sede. E quindi la sede resta vuota e se ci mettono un uccellino, l'uccellino muore, perché non c'è aria. Taglio tutta questa parte, perché continua così via, quasi in enigmate per molti versi ancora. Letterale e precisa, tuttavia, è, sempre nel terzo libro, la descrizione di ciò che Urania scopre puntando verso il cielo il telescopio appena fabbricato. Nel Grimoire assidet in medio mundi sol igneus axe in motus, radiosque vibrat circum undique fusos. E intorno al Sole in moto ruotano i pianeti del sistema copernicano. Sta fermo nel centro del mondo il Sole, sull'asse, sul centro del mondo, il Sole di fuoco immobile e vibra i suoi raggi intorno, diffusi tutti intorno. Bel tratto che fa pensare, non saprei dire se Foscolo abbia mai letto questi versi del Grimoire, al foscoliano, che tutti ricordano, Galileo vide sotto l'etereo padiglion rotarsi più mondi e il sole irradiarli in moto. Il Grimoire assidet in medio mundi sol igneus axe in motus, ma mistero. E che i Gozzi, lasciando da parte se Foscolo l'abbia riecheggiato o no, i Gozzi rende così: sull'asse in moto il sol del mondo occupa il centro e sparge per l'universo i suoi fulgi di rai e tutto intorno a sé di luce irriga. Fra l'altro anche questo è un verso che prelude alla metrica foscoliana, e tutto intorno a sé di luce irriga ha come struttura 1000 di fiori al ciel mandano incensi dei sepolcri di folgori. Ma peraltro il dotto gesuita, se di quella dottrina tuttora ufficialmente condannata dalla Chiesa non esitava ad attestare la veridicità, riteneva però necessario proteggersi col trasparente velo di una nota in cui pretendeva che si trattasse di un'ipotesi tutta favolosa. Il sistema copernicane ha dato a questa congettura un luogo appropriato alla poesia e alle favole, dice in latino in una nota, quindi vuol far passare l'ipotesi copernicana come un'altra favoletta come tutte le altre. Nota che, come tutte le altre del Grimoire, il Gozzi tralascia. Nel quarto e ultimo libro del poema latino, dedicato dal Grimoire alle suppellettili usibus et artibus accomodata, quali gli specchi, gli occhiali, la clessidra, il prisma newtoniano, le lacrime prussiane o batavi, che erano delle gocce di vetro che avevano una strana proprietà: se percosse sulla parte globosa non si rompevano, percosse invece sulla punta esplodevano. Furono fatti molti esperimenti su questa cosa, su questa proprietà. Dunque, le lacrime prussiane o batavi, la lanterna magica, che offre nel poema latino il pretesto per mettere su uno spettacolo di lastre recanti a colori le immagini di eventi contemporanei fino alla pace di Rastatt, con cui il Grimoire conclude l'opera. E non occorrerebbe dir altro a questo punto, se non che tutto vi procede secondo la solita procedura elusiva per favolette e circonlocuzioni che ormai ben conosciamo. Ma un interesse maggiore presenta qui la traduzione del Gozzi,
che a un terzo circa del quarto libro diventa opera originale. Si riprende intera la propria libertà e procede per conto proprio in tutt'altra direzione, lasciando al loro destino le proiezioni della Lanterna Magica e la restante minuziosa recensione degli innumerevoli strumenti scientifici di cui il vetro è componente essenziale, argomento che in pratica la gloriosa trattatistica vetraria del Seicento aveva ignorato e che nel testo originale del Grimoire consuonava efficacemente con il trasporto tutto proprio del secolo dei lumi verso i nuovi prodigi delle scienze sperimentali. Di tutto ciò, invece, Gaspare Gozzi sceglie di tacere, forse perché in questo campo, sebbene tutto fosse cominciato 100 anni prima con la fabbricazione delle lenti molate per Galileo da vetrai veneziani, Venezia aveva ormai perso irrimediabilmente il passo. Per telescopi, specchi rifrattori, microscopi, sestanti, teodoliti, barometri, condensatori elettrostatici, lavoravano altrove, in Inghilterra, in Germania, in Boemia, altre vetrerie e altri maestri specializzati. Gaspare non poteva ignorarlo e si sarebbe forse tentati di scorgere un altro segno indiretto d'una sua inquieta consapevolezza di questo passaggio di consegne proprio nel fatto davvero sconcertante che, sebbene come si è visto egli si concedesse la libertà di scostarsi dal testo latino per convenzionali interpolazioni encomiastiche su Venezia, città di pace e di acquatici diporti, stranamente non una sola parola esplicita, non una sola allusione, in breve nulla affatto nei suoi endecasillabi ricorda che Venezia era stata ed era, anche nell'arte del vetro, regina. Ma forse in luogo di questa taciuta apologia dell'arte vetraria veneziana, Gaspare Gozzi spiega, credo, una strategia più sottile. Nell'abbandonare l'originale latino e procedendo in proprio, egli sostituisce alla rassegna degli strumenti scientifici che lì proseguiva un diverso rutilante finale in cui le divinità dell'Olimpo provvedono ad allestire una mensa sontuosa, riccamente dotata di coppe, di gemmate tazze, di luci d'orci, di fragili urne e illuminata da fulgidi lampadari di cristallo. Fra tutto ciò, di trionfo in guisa, Nettuno dispone un'enorme centrotavola di cristallo che, in luogo della lanterna magica minuziosamente descritta dal Grimoire e addetta a proiettare momenti della storia francese sino alla pace di Rastatt, con artistica maestria riproduce in vetro luoghi, eventi della storia e scene di vita, atti di sapienza e prosperi eventi, tra cui le nozze Pesaro, dell'ampia cittade che delle lucide onde a specchio siede. L'elogio di Venezia, in cui, come ho detto, non si accenna affatto alle sue vetrerie, è in sé piuttosto convenzionale. Eppure, al di là di esso, il Gozzi, rinunciando infine alle lenti, ai prismi, alle lacrime prussiane e in specie alla lanterna magica che il Grimoire celebrava, e affidandosi invece alle figure del vitreo trionfo che adorna la mensa divina, ma anche umana, e anche la mensa dei Pisani, riassegna al vetro la qualità che più gli spettava tuttora per virtù delle vetrerie muranesi, l'eccellenza nel modellarsi in oggetti d'arte, il pregio di donare alla bellezza e alla gioia di vivere ciò che altrove il vetro donava alla scienza.
Grazie a Manlio Pastore Stocchi per questo bellissimo percorso attraverso un'opera di Gozzi, meno considerata abitualmente, ma anche attraverso tutto questo passaggio o tentativo di passaggio dalla poesia letterariamente intesa ad una poesia, diremmo, tecnica scientifica, ecco, e come il tutto avvenga tra andate e ritorni, compreso questo finale, via. Quindi veramente una relazione illuminante su questi percorsi della poesia gozziana negli anni ormai maturi e senili dello stesso Gozzi. E allora diamo sollecitamente la parola ad Anna Laura Bellina, che invece ci riporterà al teatro e all'argomento musicale, ma non nel Novecento, non al teatro musicale Novecento di Bernardoni, ma ricaliamoci all'interno della contemporaneità gozziana, quindi i Gozzi e il teatro musicale del Settecento, tanto per restare in famiglia. Ecco, appunto. Mezz'oretta. Grazie. Vorrei andare a rovescio da un punto di vista cronologico e avverto, perché mi fa comodo per arrivare alla conclusione a cui desidero arrivare. Quindi parlo prima di Carlo, che è il più giovane, nato nel 1720, poi però anche il più longevo, poi di Gasparo, più vicino. Ricomincio, no. Poi di Gasparo, che è del 13, come tutti sanno, e poi della Luisa Bergalli, che è del 3. Allora Carlo. Il suo contributo al teatro veneziano dell'epoca si può dividere in 3 generi. Uno è ovviamente il dramma giocoso, il secondo è la pastorale e il terzo è il ballo. Dunque, come dramma giocoso, Carlo lascia ai posteri 2 inediti conservati nelle carte marciane, L'avvocato di Montefosco e Messer Imbroglio. Il dottor Imbroglio, scusate, Messer Imbroglio esiste ma è di un altro, che viene qualificato dramma comico. Poi c'è un dramma che viene stampato e rappresentato e si intitola Il puntiglio amoroso per il San Moisè, 1763, con musica niente meno che di Galuppi. Il genere dramma giocoso, come è noto, circola parecchio a Venezia dagli anni 40, soprattutto ad opera di Carlo Goldoni e ad opera della produzione del San Moisè. E nel puntiglio Carlo ha imparato la lezione. E la lezione è questa, più o meno. I personaggi devono essere 7. 2 seri, 2 semiseri, 2 buffi e un caricato. Perché così sono fatte le compagnie che sono attive e scritturate in un teatro veneziano per l'autunno e per il carnevale. Qui siamo in carnevale. E in più ci deve essere un'introduzione iniziale e un concertato finale per ogni atto. Questa è la lezione che ha imparato. Quella che non ha imparato invece, a mio parere, o non ha voluto imparare, intendiamoci, è il cosiddetto chiaroscuro, di cui Giovanni Polin, che qui ha dato una notevole descrizione nel primo volume delle opere di Carlo Goldoni. Questo chiaroscuro altro non è che la varietas dell'aria, cioè l'aria deve essere alternata, buffo, serio, maschile, femminile, e avanti di questo passo. Facendo un esempio del primo atto, in questo puntiglio amoroso, Carlo non usa questa varietas, ma predispone 3 blocchi, uno di buffi, uno di semiseri e uno di seri, con conseguente enorme noia dell'ascoltatore, perché ha chiaramente carattere, corrisponde vocalità, seri melismatici, semiseri così così, buffi sillabato. Nonostante il puntiglio viene ripreso a Trieste nel 1764, sospetto che se lo porti dietro un tal Domenico Poggi, ovvero il cantante semiserio che recita nella prima a Venezia. Poi però
il puntiglio va a finire a Londra nel 1773, attribuito a Galuppi e a molti altri compositori. Questo significa che è un gran pasticcio, cioè le arie venivano tolte e reinserite. E sempre nello stesso anno finisce a Vienna. In totale ha 3 riprese in parole povere, che sono pochissime per lo standard dell'epoca. Faccio un esempio. Il Re alla caccia di Goldoni, e di Galuppi anche, che pure è un testo sfortunatissimo, ha 10 riprese, non 3, fuori città. Con questo il dramma giocoso di Carlo si esaurisce. C'è invece una pastorale molto trafficata, che è nota, Ecco e Narciso, della quale si parla fin dal 1769. Questa favola pastorale è definita dall'autore Serio Faceta ed è destinata al Ducale di Milano. Esiste anche un'edizione singola di questa favola pastorale, senza note tipografiche, quindi non databile, che si trova a Santa Cecilia a Roma ed è di 100 pagine, cioè questo significa che non finisce mai, perché un normale testo per musica ha 60 pagine. E sopravvivono di questa cosa 3 stesure in prosa, cioè sceneggiature, quella che poi nell'Ottocento si chiamerà La Selva, Piave la chiamava La Selva, un estratto delle mutazioni, una redazione dell'atto primo e poi una redazione intera. Fra questa redazione dell'atto primo e la redazione intera per la stampa, che lui stesso definisce in una lettera un po' lunghetta, altro che lunghetta, collocherei una lettera del 1769, 21 dicembre, in cui dice che il secondo atto è a buon porto. Poi questa cosa viene stampata nell'edizione Colombani del 72 e in quella ottocentesca. I personaggi sono 8, quindi ce n'è uno di troppo. E questi 8 personaggi sono un pastor fiero, un pastor mellifluo, 2 pastorelle che si suppongono normali, una pastorella superba e vana che è Eco, un fanciullo ignorante che è Narciso, un bifolco, cito tra virgolette, non me lo sono inventato io, un bifolco rozzo e satirico che sarebbe il Grazioso di Calderon da cui la pièce è tratta, e alla fine un fiume che è Cefiso. E lo dice che lascia da un canto, dice, apro virgolette, da un canto la fedeltà alla favola comune, non meritando a mio credere la favola puntualità. E questo serio faceto, questa categoria serio faceto che corrisponde al greco spudaio geloion naturalmente, costituisce un genere misto che non si afferma assolutamente nell'opera del Settecento, ma salta fuori in qualche caso raro nell'opera dell'Ottocento, anni 20, anni 30. Galuppi si guarda bene dal musicare questo ircocervo, e che fra l'altro, appunto, come ripeto, è anche lungo. Ma volendo, Gozzi aveva dei modelli molto trafficati, molto elevati, per esempio il Narciso di Lemene del 1676, il Narciso di Zeno del 92, il Narciso di Rolli del 1720. Nulla a che vedere. E si capisce perché Galuppi si rifiuta di musicarlo. Intanto ci sono troppi personaggi, poi sono troppo mescolati. È impossibile trovare nel mercato una compagnia che risponda alle esigenze di tutti questi personaggi. E in più c'è un seguito di pastori e pastorelle che non parlano e che ci stanno a fare. Cioè, voglio dire, questi pastori e pastorelle non parlano, quindi non cantano, quindi non c'è coro. Sono semplicissime comparse. Questo Ecco Narciso è per la venuta di un principe al Ducale di Milano. Questo principe naturalmente è Ferdinando, il quale sposerà poi la più vecchia di lui di 4 anni, pare un destino qua, Maria Ricciarda Beatrice d'Este, dando così origine alla, come si chiama, dinastia degli Asburgo-Este. Il Ducale di Milano, tanto per fare un esempio, nel 1769, che è l'anno in cui compare per la prima volta citato Ecco Narciso, però non è destinato al 69,
Nel 1769 il Ducale di Milano mette in scena La buona figliola di Piccinni, che è di Goldoni ma nella seconda intonazione, quella fortunata, perché quella prima di Duni non va in giro. Poi nel 70 mette in scena Il Cesare in Egitto, sempre di Piccinni, e sempre nel 70, il 26 dicembre, Il Mitridate di un ragazzino che altri non è che Mozart. Per l'arrivo di questo famoso principe succedono due cose. Una è il canto del cigno di Metastasio e Hasse, cioè il Ruggero. Dopodiché non scriveranno più né l'uno né l'altro. E l'altro, sempre il ragazzino, Mozart, L'Ascanio in alba, su testo di Parini. Quindi figuriamoci quanto lontani siamo dalla produzione reale che poi il Ducale metterà in scena. Del resto, nella più lunga lettera di risposta, di cui è lungo anche il titolo, perciò mi fermo qua, il nostro, sempre Carlo, sì, se la sbriga con una paginetta sull'opera, dicendo: vennero tuttavia Apostolo Zeno, Pietro Metastasio e tutti gli applauditi in una drammatica poesia di tal genere, e la finisce. Ecco. Sarà meglio darsi al ballo, del quale non intendo parlare più di tanto, però, anche perché se ne sono occupati Andrea Fabiano e Maria Grazia Pensa, mi limito a sottolineare alcuni sottotitoli ai limiti dell'assurdo. Ballo allegorico, morale, pantomimo. Ballo serio faceto e dai, allegorico. Ballo eroico, villereccio. Quindi col sistema dei generi non ci siamo. I generi sono anche compagnie, i generi sono produzione, sono scelte del teatro, sono una sorta di discorso che il produttore fa al consumatore, cioè l'impresario fa al pubblico, e quindi li trova alla fine d'accordo. Con questo io lascerei perdere Carlo. Gasparo scrive drammi giocosi anche lui e cantate. E fra i drammi giocosi cominciamo nel 52 con l'Isola d'amore a San Moisè nel Carnevale. L'argomento di questa operetta è, dice lui, di invenzione allegorica. L'Isola d'amore rappresenta il cuore dei giovani e la morale della favola si legge nell'ultimo coro che dice: si unisca all'amore ragione e onestà e l'animo e il cuore contento sarà. I personaggi sono sempre 7, 2 seri, 2 semiseri, 2 buffi e un caricato. Il caricato è quello che non si sposa, in parole povere. E le mutazioni di scene, sì, poverino, è vecchio anche, magari vedovo. Dunque, le mutazioni di scene sono 6 e quindi rispondono alla dotazione ordinaria dei teatri, perché anche lì c'è una questione di mercato, cioè uno non può progettare 200 mutazioni e poi farle fare a un teatro, perché il teatro deve pagare il pittore, questo e non lo fa. E Goldoni aveva già scritto delle cose che si svolgevano in isola. Una è il famosissimo Paese della Cuccagna del 1750, l'isola è Venezia naturalmente, e l'altro è Le donne che comandano, cioè il mondo alla roversa, ossia Le donne che comandano, sempre nel 50. Due testi che esibiscono una discreta ferocia, la quale è del tutto assente da quest'isola d'amore. E difatti dice un catalogo dell'epoca che racconta le vicende allegre e tristi dei teatri veneziani, dice: dopo alcune recite del suddetto dramma, che sarebbe quello di Gasparo, no? L'Isola d'amore, tornarono in scena con quello intitolato Gli impostori. Cioè l'impresario vede che questo dramma non tira, non accoglie il coso del pubblico e ritorna in scena con quello che aveva dato la medesima compagnia scritturata nell'autunno precedente, cioè 1751, e che si intitola Gli impostori, che è un'altra schifezza, scusate. Infatti è di Latilla e non verrà mai e poi mai ripreso in nessun posto del globo. E come alternanza di arie, Gasparo mostra la stessa insipienza del fratello, cioè canta
buffo, 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 semiserio, semiserio e buffo, buffo, semiserio, semiserio, e poi alla fine serio, 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 e poi tutti compresi seri, cioè non c'è varietas in parole povere. Nel 56 c'è un'altra isola, sempre di Gasparo, nella quale si svolgono i 3 matrimoni. I 3 matrimoni sono uno standard, perché i 2 più 2 più 2 si sposano, no, alla fine. Ma questo anche nel Don Giovanni, no? Cioè Don Anna e Don Ottavio si sposeranno come quando potranno. Donna Elvira va in convento e Don Giovanni va all'inferno. E quindi la coppia è quella, semiseria. Sì, appunto, cioè, è un matrimonio un po' così. Ma Zerlina e Masetto si sposano e Leporello è il caricato. E il commendatore chi è? Che il commendatore lo faceva Leporello perché il cast è di 7. E quindi anche qui in questi 3 matrimoni dove si sposano per davvero il cast è di 7 e sono già divisi in parti serie 2 e parti buffe tutte le altre. 6 mutazioni di scene e un'ambientazione vagamente americana, quindi isolana, perché c'è un tizio che si chiama Chico Tencale, che è una probabile reminiscenza di Xicotencatl, impronunciabile per me, che era capo di una repubblica nell'odierno Messico, che era stata a volte paragonata a Venezia, cioè l'isola è sempre quella. Questo regge le repliche, però non viene mai e poi mai ripreso all'estero, anche all'estero, fuori Venezia, anche perché la musica è di questo Niccolò Calandria, detto Frascia, che ben pochi conoscono. Sono presenti poi nel cast le sorelle Anna e Caterina Tonelli, le quali erano reduci dalla famosa Querelle de Buffon, la quale Querelle de Buffon piace moltissimo ai francesi, però gli italiani sanno che tutti i cantanti della Querelle de Buffon sono cantanti di secondo piano, se non sarebbero finiti lì, sarebbero finiti a Vienna piuttosto che in Germania, avrebbero girato l'Italia. E questi cantanti qui invece sono cantanti di secondo piano che provocano un grandissimo scompenso, diciamo, a Parigi, però non per la loro particolare vocalità. Nell'ultima scena di questo dramma i personaggi recitano le nozze di amore Psiche per divertirsi nelle loro medesime nozze. E anche qui c'è un precedente goldoniano, perché nel finale secondo dell'Arcadia in Brenta i personaggi recitano un dramma all'improvviso e quindi fanno un dramma giocoso al quadrato dentro il dramma giocoso. Questo invece è serio e difatti è appiccicato lì e non ha nesso, diciamo, con l'azione. Più fortunate forse sono le cantate che sono almeno 5 e vengono chiamate cantate anche se 2 a mio parere non lo sono. E le 2 che non lo sono, una si intitola I morti di Hoffmanno, difficile fare una cantata in morte, insomma, e c'è poco da cantare. E probabilmente era un medico, Conrad Hoffmann, che si occupava di parto cesareo, però non sono sicura. E l'altra cantata si intitola Il ritorno di Tobia, che sarebbe un oratorio, per dire la verità. E queste sono una senza data, La morte di Hoffmanno, e l'altra invece del 1782 ed è l'ultima. In tutte le altre cantate fluisce l'acqua dolce e salata. Per esempio, nel 49 la cantata a 4 voci sulla partenza da Venezia del Serenissimo Francesco III, duca di Modena, che poi era il suocero di quel principe dell'Eco e Narciso, cioè il padre di Maria Ricciarda Beatrice d'Este, parte da Venezia e naturalmente non manca l'Adria nei personaggi. Adria, Proteo e poi l'acqua dolce, il Panaro perché è il fiume che bagna o passa vicino a Modena. Nel 55 i presagi perché non vedo, per le nozze di Marco Andrea Pisani con Caterina da Mula, dedicata ad Antonio da Mula con cui lui aveva avuto a che fare politicamente. L'acqua è dolce, il Medoaco, che sarebbe la Brenta vecchia per capirci, mentre il Medoaco minore sarebbe il Bacchiglione, almeno così dice Temanza.
Di questa sopravvive la partitura. Nel 67 una cantata a 4 voci per la festa di ballo fatta per Sua Altezza Serenissima il duca regnante di Württemberg e Tech, che riparte per il feudo suo. E qui Adria, naturalmente, acqua, quindi salata, e poi c'è Apollo, che con l'acqua non c'entra niente, però è Gaetano Guadagni, cioè il grandissimo castrato che aveva fatto Orfeo, quello di Gluck intendo, nel 1762. E non resisto a fare una parentesi. I castrati li prendono tutti in giro, anche se era più facile prenderli in giro che farne a meno, perché erano strapagati, i guadagni poi. E nella Gazzetta Gozzi parla di un castrato che si chiama Fefaut, ovviamente Fefaut vuol dire fa, F, fa, ut, no, nella solmizazione, e il quale è anglofilo e poi dichiara di aver gettato via tal parte di sé perché non era d'Inghilterra. E questa cantata viene fatta in occasione di un ballo. Tutto questo avviene a Venezia. Invece a Padova, dopo che si è trasferito, va in scena l'amor della patria figurato nella partenza d'Ulisse dall'isola di Calisso. Acqua, ancora, parte da un'isola per arrivare a un'altra che è la sua, la patria. E di questa abbiamo la partitura di Sarti che si conserva a Parma. L'ultimo invece, quello che citavo prima, il ritorno di Tobia, si dà a Venezia ed evidentemente Gozzi è tornato per farlo, insomma, o gliel'hanno commissionato. Ora, tutte le partiture di tutta questa roba, 5 cantate, 3 drammi giocosi, ecco Narciso che non è stato musicato, sono tutte perdute tranne quelle di Galuppi. Ci sono 2 copie del Puntiglio amoroso di Carlo, del 63, più 2 arie staccate per la prima serie, arie di baule. Sono arie polistrofiche, quindi anche un po' strambe, perché non sono arie con da capo. Poi c'è una copia dei Presagi, che è la cantata del 55, sempre di Galuppi, e una copia del Ritorno di Tobia dell'82, sempre di Galuppi. Poi c'è una copia della partitura di Sarti, dell'Amor di Patria, dell'Isola di Calipso, eccetera. Ora, questa presenza di partiture, a mio parere, dipende dal mercato di partiture, cioè esisteva un notevole mercato, copisterie. Esisteva un notevole mercato di copisterie in Venezia che copiavano queste partiture e poi le vendevano anche a mo' di souvenir. Per cui finiscono chi a Mannheim, chi naturalmente a Washington perché gli finisce tutto, chi a Parma, eccetera, eccetera, a seconda e poi hanno diverse vicissitudini naturalmente, a seconda dell'acquirente. E molte volte, non è questo il caso, ma molte volte le partiture venivano attribuite a Galuppi pur di venderle, anche se di Galuppi non erano naturalmente. Tutte perdute sono le partiture invece su testo di Luisa Bergalli, terza e ultimo parente, diciamo, affine anzi. E Agide, dico Agide perché lei dice Agide, come Monteverdi dice Teseo, e allora dico Teseo, Gabrieli dice Edipo, e dico Edipo, e lei dice Agide. Perché? Perché le fa comodo, cioè è scomodo lo sdrucciolo, Agide re di Sparta. Questo Agide re di Sparta è del 25, e i cataloghi commentano, primo dramma uscito da penna femminile, che con altre sue posteriori poetiche produzioni si conciliò molto credito ed approvazione. E si tratta di Agide III e di sue varie avventure. Nel cast è presente Anna Girò, che sarà poi l'amica di Vivaldi, su cui Goldoni ricama il famoso episodio, che fa la parte di Filoastro en travesti, cioè l'ultima ruota del carro. 6 mutazioni di scena, eccetera, eccetera. Ma quello che colpisce, leggendo Agide, è la parentela con Zeno. Zeno che alle volte sembra Alfieri. Dunque, dice,
Ah, se morto mi bramate, dunque, ah, se morto mi bramate, per un poco dalle amare, vostre lagrime cessate. Cioè, c'è un enjambement continuo, che di gioia morirò. La cagione per cui sprezzi l'invita, donna che ci salvò. Che ne so, ho imesse un core, amante in sen racchiudi. E poi, no, che non son quell'empio, padre. Principe, a tanto giunse le mie sventure, che non la tua pietade far più mitile può. Cioè, è tutto rimescolato nel tentativo di produrre preziosismi, no? Tipo, e l'amerò perché tuo figlio ognora. Sarà un po' difficile che sia suo figlio, un po' sì e un po' no. Sarà ognora, e l'amerò, e ognora l'amerò perché tuo figlio, avrebbe detto Metastasio. Ecco, lasciar che in questi di suo padre alberghi, lasciar che in questi alberghi di suo padre. Ed è frequentissima anche la rima al mezzo. Tutti questi preziosismi e tutte queste, diciamo così, inversioni piacciono naturalmente ad Apostolo Zeno, il quale scrive a lei: godo poi, durante le prove, godo poi molto che il vostro dramma riesca assai bene nelle prove e che sia accompagnato da una buona musica del signor Porta, oscuro, per cui ho molta stima. Lui ce l'aveva. Secondo dramma, l'Elenia, stessa cosa, nella dedica lei si firma giovane dama ed inesperta, però aveva 27 anni, non era proprio in fasce. Di nostre nozze i riti sagri per or contaminati, ma per pietà del mio fallo non rimembrarmi. Insomma, ma per pietà del fallo non rimembrarmi. Vabbè. E Metastasio non è ancora arrivato e quindi, cioè è arrivato, ma pare che non, perché siamo nel 30, quindi è arrivato con la Didone come a Venezia, ma non ha fatto scuola con la Bergalli. C'è un oratorio ed è Azzaro, e poi c'è una cosa che manda in visibilio i gender studies, cioè la Bradamante. La Bradamante, che ovviamente è un'eroina, scritto da una donna per il Teatro di Sant'Angelo nel 1947, lei faceva parte della gestione, insomma c'è stata amaretta su questa Bradamante, ma non è un'opera, non è un'opera, non c'è un'aria dentro, è tutta in endecasillabi a settenari, quindi io non ne parlo, l'ho letta purtroppo e non ne parlo. Ora, che sia una penna femminile o una penna maschile, che differenza fa? Uno legge Agile, re di Sparta, e sembra Zeno, legge Zeno e sembra Bergalli, cioè non vedo il problema, ecco. Ma dove voglio arrivare? È qui. Nel 38, e poi finisco, nel 38 Gasparo Gozzi sposa Luisa Bergalli e nel 44 compie, a mio avviso, anche grazie all'ammirazione che la Bergalli aveva per Apostolo Zeno, un'operazione editoriale che tuttora ci fa comodo, ed è l'edizione delle poesie drammatiche di Apostolo Zeno, già poeta e storico di Carlo VI, imperatore, ed ora della Sacra Reale Maestà di Maria Teresa, regina d'Ungheria e di Boemia. Carlo VI era morto nel 40 e quindi chiaramente da 4 anni toccava a Maria Teresa, vincitrice, quella sì, della guerra di successione. Nel tomo primo, Giovanni Battista Pasquali, ovviamente che è l'editore, fa un pistolotto dicendo le cose che diciamo tuttora, che gli studiosi dell'opera dicono tuttora. Le poesie drammatiche di Zeno hanno girato dappertutto e quindi correvano il rischio, e corrono magari il rischio, di essere pubblicate da chi avesse voluto, lo dico fra virgolette, con approssimazione del dettato, perché non sarebbero né intere né quelle che uscirono dalla penna del loro scrittore, arie sostituite, tagli, eccetera, eccetera. Molti le hanno chieste a Zeno e Zeno non le ha mollate, le ha date a Gozzi, il quale è stato esaudito in questa sua richiesta. Pasquali dice che le stampa e le conserva per i posteri e le conserva nell'ultima redazione, come risulta da uno studio di Silvio Urbani. Per esempio il Venceslao
ha 2 redazioni, una del 25 per Carlo VI con musica di Caldara, che è la seconda, e questa è quella che troviamo qui, e una del 1703, quindi precedente veneziana per Pollarolo, e questa qui non c'è. Quindi nel quarto tomo c'è un discorsetto di Gozzi, di Gasparo naturalmente, il quale fa il solito discorso sulle origini dell'opera, tira fuori la Dafne, l'Euridice, l'Arianna e le colloca tutto intorno al 1600, poi dice che nascono i teatri da prezzo, cioè quelli a pagamento veneziani, con sfoggio di macchine, e poi dice che vengono di moda gli argomenti storici, ed eccoli qua, sono quelli di Zeno. Storici mescolati al comico, ma Zeno toglie il comico dal serio e quindi fa quella che poi Max Fehr all'inizio del Novecento chiamerà la riforma di Apostolo Zeno, ma è da qui, almeno da qui che parte. Ecco. Quindi dice: quando un autore ha l'onore riportato di mescolare quello che fa vantaggio con quello che dà diletto, Orazio no, miscere utile dulci, ha vinto il sommo punto nell'arte poetica. Quindi Zeno è ai livelli di Orazio, e tutte le altre fonti che Zeno personalmente non gli ha dato sono contaminate dalle varianti intenzionali inflitte dagli operatori della scena. E l'edizione è fatta per poter leggere, dice lui. E mi augurerei di poterla leggere in un'edizione moderna, magari elettronica, in rete. Ecco. E alla fine lo stampatore dichiara: l'autore, in veruna maniera, non ne riconosce altri per suoi. Quindi questa è l'edizione testamentaria di Zeno, e la dobbiamo a Gasparo Gozzi, edizione testamentaria fatta secondo le ultime volontà dell'autore, cioè l'ultima stesura, esattamente come l'edizione Rissin che poi Metastasio promuoverà nel 1780 o 1782, grazie a Niccolò Pezzana, che per fare quell'edizione lì uscì pazzo, vabbè, ma questo non capitò ad Apostolo Zeno. Vi ringrazio. Grazie ad Anna Laura Bellina per questo percorso, stavolta davvero tutta la famiglia convocata attorno al tema del dramma musicale e a tutta questa serie di diversi articolati interventi. Adesso sarebbe davvero il momento di una discussione, ma purtroppo dobbiamo rimandarla a domani mattina, per il semplice motivo che fra un po' c'è il concerto, la sala va un attimo riallestita e i musicanti devono un attimo provare. Per cui scusateci, e domani mattina riprendiamo puntualmente alle 9:30 e quindi, augurandoci che tutti i relatori di oggi siano presenti anche domani, possiamo appunto riprendere anche la discussione su queste interessantissime relazioni. Grazie e dopo buon concerto naturalmente.